Glamour Estetica compie 35 anni. Auguri! Tanti anni di amore per voi, cura e attenzione per la vostra bellezza e i vostri momenti di relax. E siamo qui, Brunella, Tania, Audrey, Amelia ed Elisa, pronte ad offrirvi i nostri servizi. Specialiste in tanti trattamenti al viso e al corpo per rendervi radiose e modellate, nel trucco permanente per definire sopracciglia, labbra e occhi, nelle unghie con una perfetta ricostruzione e lo smalto semipermanente, negli occhi con la laminazione e l'extension delle ciglia e tanti massaggi di totale relax e modellamento. Potete visionare tutti i nostri servizi e prezzi nel nostro nuovo sito www.esteticaglamour.it. Siamo in centro a Belluno, il nostro numero è 0437 940506. Glamour Estetica, amore per voi. Da Autosalone Bellani, ampia scelta di usati chilometri zero. Volvo V40 Cross Country D2, anno 2016, 89.000 km grigio. Clima, navigatore, Bluetooth, sensori di parcheggio, 15.900 euro. Volkswagen Multivan 2005 TDI Highline, anno 2008, 256.000 km, blu. Interni in pelle, sedili riscaldabili, doppio clima automatico, web asto, gancio traino, vetri oscurati, 19.500 euro. Jaguar F-Pace 2000 diesel, 180 cavalli AVD R Sport, anno 2019, 93.000 km. Colore Loire blu, interni in pelle perforata Oyster, Incontrol T-Push ProPack, Sound System, impianto Meridian, Advanced Parking Pack, 35.900 euro. Hyundai iX20 1490 cavalli, anno 2015, 43.000 km grigio. Clima, sensori di parcheggio, Bluetooth, radio con ingressi digitali, guidabile da neopatentati, 10.900 euro. Renault Kangoo 1500 DCI 75 cavalli, Life Autocarro N1 5 posti, anno 2017, 63.000 km. Clima, radio con CDMP3, navigatore satellitare, Bluetooth, fendinebbia, 12.500 euro più IVA. Nissan Qashqai 1500 DCI Accetta, anno 2015, 51.000 km grigio. Clima automatico, luci diurne a LED, radio con ingressi digitali, Bluetooth, 15.800 euro. Audi Q2 30 TDI 115 cavalli business, anno 2019, 95.000 km bianco. Clima automatico, cruise control, navigatore satellitare, sensori di parcheggio, Mimi con ingressi digitali, 23.900 euro. Fiat Panda Cross Twin Air, chilometri zero, anno 2022, rosso, clima automatico, Unconnect con radio DAB, vetri oscurati, sedili riscaldati, parabrezza sbrinabile elettricamente, sensori di parcheggio, 19.900 euro. Visita il nostro sito autosalonebellani.it o seguici su Facebook. Siamo a Feltre, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Tempo di lavori in giardino, a casa o nel bosco? Noi di DNA siamo pronti per proporvi la migliore attrezzatura, la riparazione e la consulenza. Nei nostri punti vendita ti attendono grandi offerte. Motosega Stihl taglio 35 cm a 179 euro. Decespugliatore Stihl a 219 euro. Dosa erba Stihl a 299 euro. Soffiatore Stihl a 269 euro. Visita il sito www.dna-medioabordo.com oppure segui le nostre pagine social per vedere tutte le altre promozioni. Puoi ordinare senza muoverti da casa. Siamo ad Agordo, Santa Giustina e Ponte nelle Alpi. Il centro dell'auto in Val di Fassa è Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, specializzati in mobilità e manutenzione per chi vive in montagna. Bernard Claudio Motors è autorizzato autovetture Fiat, vendita nuovo, usato e fuoristrada multimarche, ma anche quad, frese da neve, minipale, motoslitte, valutazioni imbattibili e ritiro usato, vasto parco esposizioni auto, servizio officina e tagliandi. Carrozzeria da Franco è riparazioni auto, servizio veloce e affidabile, anche con autovettura sostitutiva. Visita il centro auto in Val di Fassa da Bernard Claudio Motors e Carrozzeria da Franco, a Pozza di Fassa sulla strada statale. Ai supermercati Canguro fino al 16 aprile trovi le migliori offerte per una Pasqua davvero speciale. Alcuni esempi: formaggio Piave Oro Stravecchio a 1,05 € a letto. Prosciutto cotto Stella Negroni a 1,39 € a letto. Spezzatino di bovino adulto a 6,90 € al chilo. Con carta fedeltà, sfoglia velo duetto rana, gusti assortiti, 200
250 grammi a 1,99 € e dal 7 aprile il supermercato Canguro di Mel vi attende completamente rinnovato. Supermercati Canguro, per una Pasqua davvero speciale. Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora, sei su Radio Più. Sono le 8:03. Bentrovati dalla redazione. È entrato a regime l'invio da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossione delle cartelle esattoriali per i cittadini over 50 Novax che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Il Ministero della Salute avrebbe iniziato a inviare gli elenchi dei non vaccinati. Al momento sarebbero state spedite o sarebbero in via di spedizione all'inizio della prossima settimana un primo lotto di circa 600.000 sanzioni. L'Unione Europea sta lavorando molto duramente al prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, lo ha confermato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sottolineando che si continua a preparare con gli Stati membri il prossimo passo. L'obiettivo è essere in grado di preparare una graduale eliminazione del petrolio russo. Finora tutti gli Stati membri sono stati risoluti sulle sanzioni, ha detto Ursula von der Leyen, e non c'è alcuna indicazione che non sia così per le prossime. Al di là delle sue tante tragiche sofferenze, il conflitto in Ucraina getta non poche preoccupazioni sull'avvenire anche per la tenuta degli ordinamenti costituzionali europei. L'allarme è del presidente della Consulta Giuliano Amato, che cita l'uscita della Russia dal Consiglio d'Europa, paventando le conseguenze che potrebbero venire anche nella partecipazione della Corte Costituzionale russa alle sedi rappresentative delle stesse corti. Amato che ha parlato anche però di questioni italiane e del vaccino anti-Covid. In caso di contagio come conseguenza di una malattia, il vaccino è da quasi 3 secoli il rimedio che la medicina ci ha dato. Il problema è che vi sono alcuni che del rimedio si fidano, altri che del rimedio non si fidano. E ci sono ragioni anche di convinzioni. È in arrivo una stretta a termosifoni e condizionatori delle pubbliche amministrazioni. Dal 1 maggio al 31 marzo 2023 la media ponderata della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi centigradi, con 2 gradi più di tolleranza per quanto riguarda il riscaldamento, e non dovrà essere inferiore a 27 gradi, meno 2 gradi di tolleranza con il condizionamento. Lo prevede un emendamento al DL Bollette approvato dalle commissioni ambiente e attività produttive della Camera. Calcio, il Bodo Glimt si conferma la bestia nera della Roma in Conference League. Nell'andata dei quarti i giallorossi crollano 2-1 in pareggio per la squadra di Mourinho, rete di Pellegrini. Nell'andata dei quarti di finale di Europa League invece l'Atalanta pareggia 1-1 con il Lipsia e rimanda il discorso qualificazione al ritorno a Bergamo. In gol per la formazione di Gasperini, Muriel. Ma sentiamo proprio il tecnico dell'Atalanta nel dopogara. Questa è l'Europa. Questo tipo di partite si vedono solamente in queste competizioni. Io sono molto soddisfatto della prestazione, di come hanno interpretato la gara. Giustamente c'è stato un paio di situazioni che non so come abbia fatto uscire la palla da loro, però noi globalmente abbiamo avuto tante situazioni pericolose. È tutto, al prossimo appuntamento. Radio Più, una corazzata di notizie. La rassegna stampa, da lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno, ben ritrovati, 6 minuti dopo le 8. Comunità sconvolta a Gosaldo per la morte di Paolo. È l'apertura del Corriere delle Alpi, che all'interno dedica un'intera pagina al ricordo del boscaiolo travolto dal carico della teleferica, come titola il Corriere delle Alpi. Paolo Marcon lavorava sugli schianti di Baia, improvvisa rottura del vericello, non gli ha lasciato scampo. È il titolo dell'articolo principale del Corriere delle Alpi. Era sulla linea di quell'impianto quando il verricello ha ceduto di schianto spezzandosi. L'uomo boscaiolo, per conto della ditta
dalla Santa Federico di Piera di Primiero è stato investito in pieno dal carico, poi dal gancio rimbalzato. Marcon è morto praticamente sul colpo. Dramma dunque nei boschi di Gosaldo, località Toroi delle Caure, in prossimità di Cordemole e Valzucca tra Rivamonte e Gosaldo, lungo la provinciale 3, chiusa da ieri fino a nuovo ordine, fino al termine delle indagini. Paolo Marcon è stato travolto da un albero mentre stava operando con il berricello. Quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo per l'operaio di una ditta di lavori boschivi del vicino Primiero, non c'era più nulla da fare. Poco dopo mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona impervia per soccorrere Paolo Marcon. 58enne di Gosaldo, abitava in via Croce Rossa, vittima dell'incidente mortale durante i lavori di taglio del bosco. I pompieri accorsi da Agordo hanno messo in sicurezza il luogo, mentre il medico, nonostante gli immediati soccorsi, non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto, il personale dello Spisa e i carabinieri della vicina stazione di Gosaldo con i colleghi di Agordo. La salma è stata recuperata dall'elicottero Drago 71, reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, atterrato al campo sportivo del paese, dove la salma è stata messa a disposizione dall'autorità giudiziaria. Paolo Marcon lavorava con la ditta lavori boschivi di Piera di Primiero. In passato era stato alla dipendenza del comune per lavori a tempo indeterminato. Nel corso della stagione estiva, persona nota a Gosaldo, Paolo Tavà, con una grande passione per la pesca, l'arte, il suo paese, lascia la moglie e 3 figlie. Il sindaco Stefano D'Azzanche, dai già ieri, ha espresso attraverso questa radio le condoglianze alla famiglia a nome della intera comunità di Gosaldo. Giornalista del territorio Gianni Santomaso ricostruisce la figura di Paolo, Corriere delle Alpi. Paolo Marcon a Gosaldo era per tutti Paolo dai Favat, un nome che ne sottolineava il luogo di origine, una delle tante frazioni del comune dove Paolo aveva uno stabile che era il suo laboratorio. Qui, infatti, dava sfogo al suo estro artistico, grazie al quale ricavava dai tronchi dei naf, trovoli, che poi venivano usati come portafiori, oppure, con l'ausilio della motosega, realizzava degli alberi di Natale. Abitava in una delle casette del villaggio della Croce Rossa, al Don di Gosaldo, ed era persona nota in paese. Sono 4 ore che non penso ad altro, dice il sindaco di Gosaldo Stefano D'Azzanche, raggiunto al telefono del pomeriggio. Ho in testa una fotografia che i miei occhi hanno scattato sabato, quando ho visto la più piccola delle sue 3 figlie con un sorriso smagliante. Oggi quel sorriso è stato sostituito dalle lacrime e dalla tristezza. Classe 1963, Paolo Marcon lascia le 3 figlie Stefania, Giulia e Marina e il ricordo della comunità di uno spirito libero e dotato di grandi doti manuali e pratiche. Aveva svolto molti lavori, dice infatti il sindaco D'Azzanche, era stato impiegato nel campo dell'edilizia con i servizi forestali, aveva anche lavorato in comune per lo svolgimento di una serie di interventi di pulizia del territorio e di manutenzione dell'arredo urbano. Altri lo ricordano in passato agli impianti sciistici di Forza Laurina nel passare con simpatia lo ski a bambini e adulti. Altri ancora ne rammentano il lavoro alle dipendenze della ditta Aroni di Mas di Selico. Era anche molto disponibile nei confronti delle persone anziane del paese, continua D'Azzanche, alle quali assicurava lo svolgimento di vari lavoretti, dall'imbiancatura delle pareti allo spalcio del prato. Paolo dai Favat era un amante della natura, in particolare aveva una passione per i cervi e non era raro che salisse alla caserma di Campo Torondo per passare la notte e godersi lo spettacolo degli animali in libertà. Da parte dell'amministrazione comunale, conclude D'Azzanche, arrivino alla famiglia di Paolo le più sentite condoglianze di tutta la comunità gosaldina. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Anche il Corriere del Veneto apre con questo argomento: colpito dal carico di teleferica, muore il boscaiolo al lavoro. Paolo Marcon era ex dipendente comunale, lascia moglie e 3 figlie. Questo è il titolo del Corriere del Veneto. In apertura sul Gazzettino, oggi invece multe ai Novax, sono più di 7.500. L'Agenzia delle Entrate ha inviato le sanzioni da 100 euro a tutti coloro che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale. L'ULSS speriamo si convincano, cambino idea. Purtroppo la curva dei contagi è ancora in crescita. Nostro servizio. 21.
Il Ministero della Salute sta inviando le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionario per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale a tutti gli over 50 che al 1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale anti-Covid. Entro il termine perentorio dei 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il cittadino potrà inviare comunicazione all'azienda sanitaria l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale e dovrà dare notizia dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate di Scossione. E nel taglio alto del Gazzettino un secondo titolo, la proroga sui plateatici, ma quest'estate si pagheranno. Sarà ancora un'estate di tavolini e sedie all'aperto in città, lungo le vie e ben al di fuori dei dehors, ha deciso l'amministrazione comunale. Per aiutare le attività di ristorazione c'è un piccolo particolare, però se fino ad oggi, causa pandemia, questi spazi esterni non si pagavano, adesso invece si pagano, così decide l'amministrazione comunale di Belluno. Il caso, un anno di attesa per il passaporto, torna la voglia di viaggiare, i bellunesi fanno le valigie. L'ufficio passaporti della questura di Belluno viene letteralmente preso d'assalto. Nelle ultime settimane è quasi impossibile riuscire a prenotare un appuntamento e molti, non potendo aspettare il 20-23, decidono di rivolgersi al servizio di Cortina. E c'è chi per fare in fretta da Quero va al commissariato in Ampezzo. La fotografia di centropagina del Gazzettino è invece per gli angeli del Covid, pandemia 2022, 6.500 grazie, 6.500 sono le ore regalate da medici, infermieri e DOS, un ringraziamento, 6.500 ore che infermieri, medici, operatori sanitari hanno donato alla popolazione per la lotta contro il Covid, per la campagna di vaccinazione. I contagi però non rallentano, servono 2 settimane per capire come si evolverà questa ondata. Il Corriere delle Alpi dedica invece la fotografia di centropagina ai più piccoli. Stiamo parlando in particolare dei ragazzini del Cadore Zoldo, che sono i campioni italiani under 13. Lo scudetto più bello, la strada chiusa, solo l'ultimo disagio. Tutta una provincia e tutta una vallata esultano per i bambini del Cadore Zoldo under 13, sono campioni d'Italia. Un tricolore arrivato con il cuore, andando contro moltissime difficoltà. Strada 251 chiusa, baia, nevicate, paraghiaccio scoperto e molti chilometri solo per andare ad allenarsi. Il taglio basso del giornale del Corriere delle Alpi è invece per le nostre storie ancora dalla Val di Zoldo, un giovane lupo che muore investito a Pornesighe, nostro servizio. Belluno. La polizia provinciale ha provveduto al recupero di un lupo investito lungo la SP347 del Passo Durano. Si tratta di un esemplare maschio giovane. L'incidente è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 5 e 6 aprile in località Fornesighe. Ad avvisare la polizia provinciale è stato un automobilista residente in Val di Zoldo che ha allertato per conoscenza personale un agente comunicandogli di aver investito con l'auto un animale, con ogni probabilità un lupo. L'agente, resosi disponibile e autorizzato dal comandante, si è recato immediatamente sul posto, dove ha potuto constatare la morte dell'animale e ha confermato che si trattava di un esemplare della specie lupo, Canis lupus, di sesso maschile. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita a partire dalla testimonianza dell'automobilista coinvolto. Mentre percorreva la strada provinciale 347, provenendo dalla 251 della Val di Zoldo, in direzione del Passo Duran, a un centinaio di metri dall'abitato di Fornesighe, è sbucato improvvisamente da dietro un paramassi, un animale che il conducente non è riuscito a evitare, nonostante la moderata velocità in quel tratto di strada particolarmente tortuoso. A Cavarzano, 6 anziani positivi alla SERS. Ne dà notizia il Corriere delle Alpi, vietate le visite del nucleo Lilla. La paura per il Covid ritorna in casa di riposo. È di ieri infatti la notizia che alla residenza Caggialante di Belluno sono stati registrati 6 casi di positività al Covid. Ed è sempre il Corriere delle Alpi che all'interno, quest'oggi con Alessia Forzin, ne dà un'altra di notizia che ha rovinato la giornata a molti. La prefettura che ferma il rally del Bellunese. Fermato il rally bellunese a poche ore dall'inizio delle prove della gara in programma domani e domenica.
La prefettura non dà il via libera alla manifestazione, sollevando alcuni problemi legati alla sicurezza non della gara in sé. La parte sportiva non è mai stata in discussione, ma sulle vie di esodo, per esempio, pur essendo la gara chiusa al pubblico. La riunione di ieri pomeriggio a Palazzo dei Rettori, una doccia gelata per gli organizzatori della Trecime Promotor che annunciano salterà anche l'Alpe del Nevegal, noi non lo organizziamo di certo. Sono le parole del patron Achille Bric Silvestrelli, che definire a pranto non rende l'idea. Il tono è quello di chi non si capacita di come possa essere successa una cosa del genere a una manciata d'ore dall'inizio della gara. In prefettura si sono svolte 2 riunioni, la prima mercoledì, dove sono state sollevate le prime criticità, mica sulla gestione della manifestazione, ma per le normative anti-Covid, piuttosto sulla sicurezza. Sarebbe state sollevate problematiche sulle vie di esodo. La Trecime Promotor ha prodotto le integrazioni necessarie e le ha consegnate ieri pomeriggio in vista della seconda riunione, presenti questori e vigili del fuoco e rappresentanti di Rimana e Borgo Valbelluna, mentre il comune e la provincia avevano già dato il loro ok. La prefettura, sulla base dei rilievi fatti dai vigili del fuoco, ha detto di no. Il Rallye Bellunese, dunque, fino a questo momento non si potrà disputare. Si parlavano di altre riunioni questa mattina, ma la notizia di ora è che il Rallye Bellunese aveva già dovuto affrontare un problema. Il gestore del castello di Zumelle aveva sollevato un'accesa polemica per la chiusura delle strade per la gara, lamentando la perdita di clientela in un momento difficile. Trecime Promotor aveva risposto spiegando che la gara porta indotto al territorio, che erano state riviste le tabelle orarie per venire incontro alle esigenze delle attività, che erano state previste aperture della viabilità in determinati orari. Sul Gazzettino la pista da bob cambia tracciato e il tennis è salvo. La nuova pista di bob di Cortina ricalcherà in buona parte lo storico tracciato Eugenio Monti, ma ci sarà una radicale modifica del tratto finale e la curva d'arrivo sarà spostata. Il confronto definitivo sul tracciato è previsto lunedì 11 e martedì 12, con incontri e sopralluoghi da istituzioni coinvolte. C'è la necessità di diminuire la velocità dei mezzi, spiega il sindaco Gianpietro Ghedina, per utilizzare in sicurezza l'impianto anche con bob femminile, slittino, skeleton e parabob. La pista sarà dunque un po' più corta e si allontanerà dai campi di tennis, che saranno pertanto salvaguardati. Non cambiano invece i costi. Ieri è stato un giorno importante. Veneto Strade ha fatto saltare 2 sassi, li ha fatti brillare al Ponte dei Castei. C'è il video che gira da ieri dove si vede l'operazione perfettamente riuscita. Lì sotto c'è anche la condotta del gas metano. Ampio servizio sul Corriere delle Alpi, Gianni Santomaso. Si procede con la pulizia del materiale franato dal versante ai Castei, ma i dubbi sulla possibilità di far passare lungo la strada la pista ciclabile si fanno più pressanti. Ieri Veneto Strade ha provveduto a far demolire con esplosivo la prima parte dei massi ciclopici sulla sede stradale del sedime dell'ex SR 203 a Gordina, in località tagliata di San Martino, nei pressi del Ponte dei Castei, comune di Rivamonte. Sono stati impiegati, spiega la società che ha in gestione la strada, circa 150 kg di miscela esplosiva per circa 500 metri cubi di massi, pari a oltre 1000 tonnellate. Un intervento resosi necessario in conseguenza della frana staccatasi dal Col Pizzon nella notte tra il 16 e il 17 febbraio scorsi, che aveva invaso la careggiata del vecchio tracciato della 203, chiuso dalla metà degli anni 90. Dopo lo sgombero di una prima parte del materiale, ieri sono stati fatti saltare dei grandi massi. Nei prossimi giorni, spiega Silvano Vernizzi, direttore generale di Veneto Strade, le opere di pulizia del versante proseguiranno e, se sarà necessario, verrà nuovamente utilizzato l'esplosivo per rimuovere altri sassi. Tutto ciò è finalizzato a liberare la strada in modo da consentire il passaggio del traffico nel momento in cui inizieremo i lavori di messa in sicurezza della galleria di Castei. Quando? Oggi non riusciamo a definire i tempi. Certo è che, quando li inizieremo, sposteremo il traffico sul vecchio tracciato garantendo un monitoraggio della frana H24 in modo da fermare le auto qualora se ne ravvisi la necessità. Se questo tipo di operazione è considerata possibile, molti dubbi sussistono invece sul futuro passaggio ai Castei della ciclabile Brivano-Cencenighe,
per la quale da poco è stato assegnato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva. Per quanto riguarda la ciclabile, dice Vernizi, sarà necessario fare una valutazione molto approfondita anche con lente PAP. Secondo i nostri geologi, tuttavia, in quella zona c'è un pericolo residuo di frana. Non per niente, metteremo una guardiania H24. Se non ci saranno possibilità di eliminare questi rischi, occorrerà trovare una soluzione diversa per la ciclabile. Per Radio Più, Gianni Santomaso. Sul Corriere delle Alpi, la giudiziaria picchia la nonna per la droga, giovane condannato a 2 anni. Gigi Sosso, botte alla nonna quando non gli dava i soldi per la droga. Samuel De Min, nipote bellunese, a processo per maltrattamenti in famiglia, condannato a 2 anni di reclusione, pena sospesa, concessione delle attenuanti generiche dal giudice Peletto. La sentenza è andata 6 mesi oltre la richiesta del pubblico ministero. Modena si era fermata 1 anno e mezzo. La difesa di fiducia Giorgio Gasperini aspetterà 1 mese per le motivazioni, dopodiché presenterà appello. L'altro titolo: sospeso il poliziotto che si faceva dare coca, indagato per calunnia. Il poliziotto che non doveva nemmeno pagare la cocaina è sospeso, non indossa più la divisa, sarebbe incompatibile con il ruolo e a questo proposito c'è stato un procedimento disciplinare. Oltretutto, a distanza di tempo dalla scoperta del suo nome negli atti del procedimento per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Roberto Dal Borgo, Jean Manuel Jiménez, Gentian Celismani e una serie di figure di secondo piano. Secondo la Procura della Repubblica, il poliziotto avrebbe incolpato una persona di averlo coinvolto senza motivo, ma un motivo c'è. È difeso dall'avvocato Francesco Rasera Berna, mentre l'ancora presunto calunniato si costituirà parte civile con Enrico Rec, presenterà una richiesta a risarcimento danni. L'udienza è in calendario lunedì davanti al GUP Enrica Marson, al pubblico ministero Roberta Gallego. Il caso è una costola del procedimento più importante. Riguarda il supermarket della cocaina al bar Sport di Sois. Dal Borgo è considerato il gestore di un'attività di spaccio con caratteristiche imprenditoriali. Adesso vediamo però una bella notizia, andiamo in decompressione e la bella notizia è questa: che Riccardo ha la nuova auto grazie alla solidarietà dei bellunesi. Ci sono voluti mesi, ma tra un ritardo e l'altro la nuova auto per i genitori di Riccardo Tenier è arrivata. È un'auto che è stata acquistata grazie alle donazioni di tanti bellunesi che hanno aderito all'iniziativa appoggiata da Radio Più. Servivano 35.000 euro, la cifra è stata raggiunta, è una cifra importante, non è una semplice vettura, è un mezzo di trasporto speciale, una pedana, perché Riccardo è costretto a stare sulla sedia a rotelle a causa della distrofia muscolare. Una grande soddisfazione per tutti, anche per noi che abbiamo rivisto il sorriso di Agostino e Riccardo Tenier. Buongiorno, sono il papà di Riccardo. Voglio ringraziare tutti di cuore per il vostro dono che avete fatto a mio figlio, che finalmente la macchina è arrivata. Adesso passo a mio figlio e ringrazio anche lui. Ciao, sono Riccardo, sono felice che la macchina è arrivata. Grazie a tutti con cuore. È emozionante, molto emozionante. Ciao Riccardo, ciao Riccardo. E saluto al papà. Corriere del Veneto, Diab si vende tutta la fabbrica, consulente Sernet come per l'ACC. E Sernet, l'advisor incaricato di curare il percorso di reindustrializzazione della Diab di Longarone, azienda a parte del gruppo omonimo, controllato al 94% dal fondo svedese di private equity. Qualche settimana fa aveva dichiarato 185 esuberi su 250 dipendenti, l'intenzione iniziale dell'azienda chiudere una pressa che produce pannelli in PVC per l'eolico e tutte le lavorazioni correlate. A seguito di incontri in regione con i sindacati, l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori hanno deciso di intraprendere un'altra strada, quella della cessione di tutto lo stabilimento a un gruppo industriale sul modello seguito dalla Ideal Standard di Borgo Valbelluna. Ieri la Regione ha approfondito il processo di reindustrializzazione del sito. L'obiettivo è reperire un soggetto subentrante, di cui la nomina di Sernet, società di consulenza direzionale,
che nel 2013 ha curato il caso della Ideal Standard. Damiano Tormen da Belluno. Massimo esperto di geopolitica in Italia, ospite fisso delle reti TV nazionali per analizzare la situazione in Ucraina. E martedì prossimo racconterà la guerra e cosa sta succedendo in Est Europa, dialogando con gli studenti bellunesi. Lucio Caracciolo sarà ospite delle scuole in rete e affronterà il tema l'Europa nel confronto geopolitico tra democrazie e autoritarismi. Si tratta di un evento rivolto alle scuole della provincia e fruibile in live streaming a partire dalle 9 o in differita dalla home page del sito delle scuole in rete www.studentibelluno.it. È invitata anche la cittadinanza che volesse collegarsi, anche se protagonisti del confronto saranno gli studenti delle superiori. Scopo dell'incontro, l'ovvio approfondimento sulla stretta attualità della guerra e sui giochi geopolitici sottesi, ma con uno sguardo sul complesso delle dinamiche geopolitiche e dei conflitti che coinvolgono tutto il mondo, alla ricerca di dinamiche e prospettive per il futuro e strade percorribili. Lucio Caracciolo, oltre che direttore della rivista di geopolitica Limes e della nuova scuola di geopolitica di Limes, è direttore anche dell'Eurasian Review of Geopolitics Earthland, membro del comitato scientifico della Fondazione Italia-USA. Presiede inoltre i master in geopolitica organizzati dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale ed è docente di materie geografiche all'Università San Raffaele e alla LUIS. Da Belluno, Damiano Tormen, Radio Più. Domani l'assemblea annuale del Circolo Hauser Colbel di Tiserne l'ha convocata il presidente Walter Dario Todesco. Si terrà alle 15 alla Casa della Gioventù di Rivamonte. Gazzettino scuola chiusa e ragazzi trasferiti per un anno prende avvio. Con il prossimo anno scolastico, che richiederà il trasferimento dei bambini in altra struttura, il restauro della primaria di Villabruna, il piano prevede il miglioramento sismico grazie a un contributo ottenuto attraverso un bando del Ministero dell'Istruzione, finalizzato alla verifica di vulnerabilità. I lavori richiederanno complessivamente risorse per 550.000 euro. E a proposito del Peltrino, sul Corriere delle Alpi, un titolo da Sopramonte: durissima la critica del CAI. Sui parcheggi a pagamento uccidono il turismo. Resta molto acceso il dibattito sulla scelta da parte del comune di Sopramonte di installare il parcometro in centro al paese di Crocedaune per attivarli nei fine settimana del periodo estivo. Coincidenza con l'arrivo degli escursionisti. Il CAI di Peltre, con il presidente Ennio De Simoi, fortemente preoccupato per questa decisione, sarà una decisione che danneggerà fortemente il turismo del passo e la frequentazione del rifugio dal Piazza. E ancora le mail false per intascare la paga di un operaio. Siamo alla cartiera dei medici, il processo scrive a nome dell'ignaro lavoratore per dare un IBAN diverso. L'uomo accusato di sostituzione di persona e tentata truffa. Tutto questo approda al Tribunale di Belluno. Il processo inizierà nelle prossime settimane. Emergerà il motivo per cui avrebbe cercato di sottrarre lo stipendio all'ignaro lavoratore solo in un secondo momento, informato di essere stato al centro di un tentativo di truffa. Chiudiamo quest'oggi anticipandovi due argomenti che seguiremo nei nostri notiziari, soprattutto nel principale delle 12:30, ma anche nel GR delle 19. Il primo di questi argomenti fa riferimento all'esproprio dei terreni. Ieri si parlava dell'esproprio per una rotonda d'accordo, oggi torniamo su un altro argomento, la ciclabile a Taibon, terreni espropriati che non sono mai stati pagati, confini ancora da definire. C'è una beffa incredibile, ti espropriano il terreno, non te lo pagano e ci devi pagare sopra le tasse. Bene, noi 3 anni fa, nel 2019, avevamo sentito il sindaco Silvia Tormen che diceva: è una vicenda di cattivo gusto, verificheremo e siamo qui, spero di poter vedere conclusa questa vicenda in tempi brevi. Passati 3 anni. Era molto imbarazzata il sindaco Tormen nel 2019 quando abbiamo sollevato l'argomento. Il secondo argomento di cui tratteremo nei notiziari è la fontana di San Cipriano. Non fu amore a prima vista e si parla di quella specie di fontana, per l'appunto sono un insieme di pezzi di marmo che in paese non sono mai piaciuti. Il sindaco Loretta Bene aveva promesso che
scaduti i termini, sarebbe stata riportata alla sua originale bellezza. A Taibon ci sono un sacco di fontane, le pubblichiamo oggi sul sito internet, anzi da ieri per la verità, è un argomento molto visualizzato, sono tutte rotonde, sono tutte belle, quella di San Cipriano invece è artistica. Peraltro è stata coperta tutto l'inverno da cumulo di neve, non c'è nessuno che ha protestato, questo la dice molto lunga. A dopo. Quando scegli la tua nuova cucina, devi pensare a tutto: colori, elettrodomestici e accessori. Noi di Stosa lo sappiamo e da sempre realizziamo cucine di design di altissima qualità, dandoti la possibilità di scegliere ogni dettaglio. Insieme a noi scoprirai un nuovo modo di vivere la casa, il tuo. Stosa, un'amica speciale. Da Buzzatti Edilizia e Arredamento, in via del Boscon a Belluno. È arrivata la primavera e fino al 20 aprile in gastronomia nei Junior V trovi tantissimi prodotti in promozione. Prosciutto di Parma DOP il Gazzolo, stagionato 24 mesi, a 2,49 € e forchetta parmigiana solo 1,29 €. Prezzi a letto. Junior V, il tuo supermercato di fiducia, da sempre. Nel 50 a.C., nel nord della Francia, un piccolo villaggio di guerrieri galli con Asterix ha resistito all'avanzare dei conquistatori. Oggi, nel cuore delle Dolomiti, alla Valle Agordina, c'è un piccolo panificio che con tenacia resiste alla globalizzazione, al commercio online e ai grandi centri commerciali. Il suo segreto? Amore, passione, dedizione e prodotti di assoluta qualità. Questi sono gli ingredienti verso il futuro insieme a voi. Il Forner alla Valle Agordina, guerrieri dal 1930. Tutti i giorni sforniamo le nostre colombe a lievitazione naturale, al cioccolato bianco, al cioccolato fondente o classiche. L'officina della casa è il negozio di ferramenta, casalinghi, giocattoli, colori, detersivi spusi, cartoleria, materiale elettrico, utensileria, libri per bambini, duplicati di chiavi e radiocomandi, piccoli elettrodomestici e molto altro. Ci trovi ad Agoso in via Insurrezione presso l'area commerciale Ganz. Ma chi l'ha detto che a Pasqua è troppo tardi per sciare? Ad Arabba è possibile! Gli impianti di Porta Vescovo e del Passo Pordoi sono aperti tutti i giorni fino a lunedì 18 aprile compreso, per permettere a tutti... Noi di Watercross abbiamo aiutato oltre 1 milione di persone in tutto il mondo a bere acqua con pulito grazie ai nostri innovatori. Dopo innumerevoli ore di ricerca e sviluppo, siamo riusciti a combinare migliaia di ingredienti e a sviluppare la formula perfetta per ottenere il livello da poco subito. Il risultato? Una bevanda ricca di gusto grazie alla quale poi abbatte del 98% il consumo di plastica e le emissioni di CO2 e salva il deposito di Vogliamo aiutarti a bere più acqua, ma vogliamo che sia tu a scegliere come vuoi berla. Scopri lo stile unico e i benefici dei nostri diversi che ti inviteranno a bere più acqua affinché si informa e abbiamo tutto il tuo corpo di vita. I nostri diversi hanno una forma unica e sono fatti con estratti naturali di frutta, piante e non contengono zucchero. Così avrai Che altro? Con i robottini, gli areggiatori, i tosaerbe elettrici a scoppio, i trattorini e piccoli elettroutensili. Ma anche i tacci, con le motoseghe per potatura e abbattimento, i decespugliatori e ancora Dogma, con spaccaregne e ricelli boschivi. Una grande novità, la gamma di attrezzi con batteria a litio. Basta fumi e rumori, più potenza e risparmio. E su tutto, ricambi e assistenza. Si va sul sicuro con Monego Oli e Casa, a Selico in via Gordina. Grande, grande, grande e conveniente. Ciao, sono Paola. Io sono Jenny. Vi aspettiamo al nostro nuovo negozio Merceria Amica. Siamo a Taibon Agordino, via Dante Alighieri 11, strada per Villanova. Il nostro è il negozio della creatività, in cui siamo felici di poter fare anche 2 parole con voi. Merceria Amica, il nuovo negozio dove trovi tantissime cose belle e utili. I filati da ricamo, le lani e i cotoni per maglia, in basso assortimento e colori, i tessuti, materiale per sartoria, ma anche macramè, i kit per realizzare i ricami, i corredi casa e bambino, oggettistica varia.
Merceria Amica, nuovo a Taibona Gordino. Radio Più. Buongiorno, oroscopo per oggi. Ariete, rimanete calmi, anche se non andrà tutto come prefissato. Limitate le pretese e non scaricate nervosismi sulla persona amata. Toro, migliorerà da questa giornata la vostra situazione finanziaria, potrete potenziare i vostri guadagni. Gemelli, disponetevi ad assecondare ogni richiesta che vi verrà fatta dal partner. Se potete, uscite e divertitevi. Cancro, risolverete entro serata una questione delicata che riguarda voi e i vostri familiari. Bene l'amore. Leone, siate prudenti nel lavoro perché potreste perdere un ottimo affare che vi sfuggirà dalle mani in un attimo. Vergine, avrete ottime intuizioni che vi permetteranno di conquistare le posizioni e le persone che vi interessano di più. Bilancia, ottimi risultati arriveranno dall'ambiente lavorativo, soprattutto se avete un'attività artistica. Scorpione, anche se la giornata non si annuncia promettente, mettetecela tutta per far sì che sia una giornata tranquilla e rilassante. Sagittario, momento splendido, rilassatevi e accettate tutto quello che questa giornata vi offrirà. Capricorno, una serie di opportunità che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire vi verranno servite su un piatto d'argento. Acquario, concludete un affare vantaggioso o accettate una proposta che vi farà un superiore o un collega. Pesci, le stelle assicurano il pieno successo di ogni vostra iniziativa. Momento positivo per instaurare un'intesa ancora più sincera e profonda con la persona amata. È tutto, al prossimo appuntamento.